L'esultanza ancora negli occhi e nel cuore dei tifosi che hanno colorato le strade festeggiando la promozione e torna in primo piano la questione dello Stadio Menti, impianto cittadino che si appresta ad affrontare le nuove sfide calcistiche e le valutazioni in merito agli adempimenti tecnici da dover affrontare. Capire quali sono gli adempimenti tecnici necessari per giocare in Serie B con il cambio di categoria. Ci sono alcune migliorie che vanno sicuramente fatte, anche se in questo stadio il Vicenza giocava in Serie B pochi anni fa, 4-5 anni fa, quindi non sono poi cambiate di molto le norme, ma ci saranno alcuni interventi che andranno fatti e poi c'è il ragionamento più generale sul rinnovamento, la ristrutturazione complessiva dello Stadio Menti, che ne avrebbe assolutamente necessità e bisogno, che non ha quindi a che fare con gli aspetti normativi. Su questo, come abbiamo detto tante volte in questi anni, da parte nostra c'è la disponibilità sia a cedere lo Stadio Menti alla società, sia a negoziare una concessione molto lunga che possa portare a grandi investimenti per ristrutturarlo da parte del Vicenza, come è avvenuto in tante altre città italiane. Capiremo con la società se c'è la volontà e se da questo punto di vista si può procedere con un tavolo per arrivare a uno stadio rinnovato. Stadio Menti che è stato al centro di una recente riapertura con la fusione della curva sud e dell'azzurra che ha permesso di guadagnare 730 posti in più per i tifosi. Capiremo anche in vista dell'anno prossimo come intervenire all'interno dello stadio sulla capienza, magari per consentire di aumentarla ancora.